Buonasera, ben trovati con il Focus Sicilia 24. Un mese esatto dal nuovo codice della strada, un mese e già arriva il primo bilancio, calano gli incidenti stradali ma calano anche le vendite, il consumo di vino al ristorante. Ristoratori, produttori di vino sono preoccupati soprattutto dalle sanzioni e cercano soluzioni. Oggi cercheremo di approfondire questo argomento con gli ospiti in studio ma anche in collegamento. Iniziamo subito dando il benvenuto ad Angelo Tancredi. Buon pomeriggio, vicequestore della Polizia Stradale della Sicilia Orientale. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. In studio con noi oggi anche Francesco Seminara, giornalista enogastronomico di Repubblica, sommelier, una delle voci più autorevoli del settore in Sicilia. Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a chi ci sta guardando. E in collegamento da Milano Paolo Porfidio, sommelier del Gallia di Milano, enologo e fondatore di Wine List Italia. Buon pomeriggio Porfidio, ben trovato. Noi non ci conosciamo, ovviamente il tuo contatto, ti do del tu, è arrivato grazie a Francesco Seminara. Ci dici subito intanto cos'è Wine List Italia, così i nostri ascoltatori possono capire. Buon pomeriggio e grazie per questo invito, buon pomeriggio a tutti. Ok, allora diremo dopo cos'è Wine List Italia, che è una guida fatta dai 100 sommelier più autorevoli d'Italia. Oggi cerchiamo di unire, di far incontrare, di far dialogare il mondo del vino, chiamiamolo così, con il mondo delle forze dell'ordine, della legge, appunto della legge, grazie all'intervento della polizia stradale, per far chiarezza, perché si sta tanto parlando appunto del codice della strada, i ristoratori sono allarmati, c'è un calo, effettivamente c'è un calo evidente, si parla anche concreto del 30-40% dei consumi. Stimabile dal 20 al 40% di consumi ridotti di alcol, quindi vino, birra, distillati, non soltanto all'interno dei ristoranti ma di tutte quelle strutture che hanno a che fare col mondo del bere, quindi pensiamo ai bar, ai pub, ai ristoranti di un certo livello, alle trattorie, alle osterie, agli alberghi. Paolo ci potrà dare manforti in questo. C'è da dire che dietro le quinte c'è stato già un primo round relativamente a questa cosa. Il calo dei consumi è evidente, la paura da parte del consumatore è evidente, non soltanto dell'avventore ma, se mi permetti Eva, anche dell'addetto ai lavori. Parlavo proprio ieri con il presidente di un consorzio vitivinicolo importante che mi diceva: gli assaggi in vasca, anziché farli la sera, ho preferito farli al mattino per paura di essere fermato e dei posti di blocco, perché se effettivamente è vero che le soglie, i limiti sono rimasti invariati, in realtà le sanzioni sono state inasprite. Su questo siamo d'accordo tutti, penso. Angelo Tancredi. Io vorrei aprire dicendo che, a mio avviso, c'è della disinformazione e della cattiva informazione. Siamo qui appunto per questo, in poco tempo, perché abbiamo... cercherò di essere estremamente sintetico ed efficace, perché noi siamo i primi che abbiamo il dovere di dare la corretta informazione, la giusta interpretazione oggettiva di quello che poi è il quadro normativo, perché esiste una informazione evidentemente strumentale o strumentalizzabile, e noi lo riscontriamo anche nelle numerose persone che ci chiedono informazioni. Quando andiamo nelle scuole ci troviamo di fronte a dei ragazzi che ci fanno veramente anche delle domande imbarazzanti, tipo: ma io posso mangiare una fiesta? Cioè, siamo arrivati a questo stato e questa esperienza, perché contiene leggermente... Sì, perché leggermente addirittura... Sì, facciamo le battute anche sul nel senso sui cioccolatini a base alcolica con il rum alto. Non vi nascondo che siamo appunto di fronte anche a questa informazione selvaggia attraverso i social, dove per me disinformazione è quello che non approfondisce un tema, non si va, diciamo, materialmente ad informare con cognizione e termino, ma in realtà cosa fa? Sente qualche notizia di qua di là, l'umore, si fa a sentimento un'opinione
e la elargisce a destra e a manca. Allora, quello che non è un'opinione sicuramente sono i numeri, i dati e i fatti, quindi andiamo subito alla grafica, lo chiedo anche dalla regia, perché i numeri legati al primo bilancio del primo mese del nuovo codice della strada sono arrivati proprio ieri, in questi giorni, meno 8,6%. Allora, questi sono i dati della Polizia Stradale, leggiamo anche questi dati, lo facciamo insieme velocemente, così diamo subito delle informazioni in apertura. Nel 2024 la Polizia Stradale per i controlli ha impiegato oltre 420.000 pattuglie, quasi 2 milioni di controlli, contestato oltre 1.600.000 infrazioni, ritirate 38.283 patenti di guida e i controlli con l'etilometro sono stati oltre 760.000. Questi dati riferiti appunto della Polizia Stradale, ovviamente parliamo a livello nazionale. Andiamo alle altre grafiche, leggiamo subito la prima, quella che indica il numero degli incidenti stradali in meno. 84, in realtà la prima, non questa, meno 8,6% di incidenti stradali e meno 34% di vittime. Ecco questo qua. Meno 8,6% di incidenti stradali, meno 34% di vittime nel periodo tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025 sulle grandi arterie stradali. La fonte è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e questi dati sono quelli che si riferiscono al primo mese, quindi il bilancio del primo mese del nuovo codice della strada. Questo cosa ci fa dire? Ci fa dire che sicuramente grazie a queste restrizioni stanno diminuendo gli incidenti, ma il dibattito qua in studio, come sui social, come al bar, al bar non tanto, dipende. Al bar per il caffè, certo, però non per l'aperitivo, è quello di limitare, diciamo, la libertà delle persone. Ma io introdurrei, e proprio per questo Francesco e Paolo sono nostri ospiti oggi, inserirei anche, diciamo, il lato economico, no? Dell'indotto, del mondo del vino, perché qua si sta discutendo, diciamo, le persone più allarmate sono proprio i produttori vinicoli, i ristoratori, i grandi alberghi, che in Italia giustamente hanno un indotto economico non indifferente. Quindi, diciamo, questa è la base di partenza. Poi di fatto però, parlando con lei, dice abbiamo capito che non è cambiato nulla, si sono inasprite le sanzioni. Ecco, ma la mia domanda è quella che ci fanno anche da casa: ma se io bevo un bicchiere di vino, 2 bicchieri di vino, qual è il limite? Perché c'è tutto questo grande argomentare? Andrei per gradi. Cominciamo a dire che dal 14 dicembre 2024, quindi in riferimento alle modifiche del codice della strada, il valore è rimasto lo stesso, identico, quindi 0,50. L'unica cosa che è veramente cambiata è che per i neopatentati prima era 1 anno ed era il limite a 0, adesso è 3 anni. I conducenti professionali... 1 anno cosa? Di sospensione della patente? No, i neopatentati, intendiamo quelli che prendono la patente, avevano l'obbligo per 1 anno di non bere assolutamente alcol. Adesso da 1 è stato portato a 3 anni. Okay. Quindi il concetto di neopatentati in realtà da 1 anno passa a 3 anni e i conducenti professionali hanno il limite 0. Per tutti gli altri utenti il limite è 0,50. Quindi il motivo per cui io ho introdotto all'inizio il concetto della disinformazione o della cattiva informazione è che in realtà questa, tra virgolette, psicosi o questo terrorismo che adesso si sta facendo sulla cultura del bere, cioè andrebbe un attimo rivista, e noi anche come forze di polizia e addetti alla sicurezza stradale cerchiamo di dare i giusti suggerimenti. Quindi, perché qui c'è da fare una differenza sostanziale tra chi, diciamo, si rivolge all'alcol con moderazione e nelle forme giuste, soprattutto se associato al pranzo e alla cena, che capiremo anche perché
è sempre preferibile nel momento in cui si effettua un controllo etilometrico, a quello che invece è la cultura o l'anticultura, come la chiamo io, dello sballo, dove ci sono ragazzi e non solo ragazzi che per divertirsi hanno bisogno di raggiungere delle soglie altissime di euforia alcolica o di altre sostanze. Assolutamente, ma questo ovviamente è un problema che c'è sempre stato. Però tornando quindi all'origine, a quello che ho detto, la disinformazione dove sta? La cartina tornasole è quello che non è cambiato nulla rispetto a prima e ci troviamo adesso a queste situazioni che sono effettivamente immotivate. Quindi lei dice non è cambiato nulla, ma la percezione è diversa perché se ne sta parlando di più. Assolutamente e quindi sì. la gente si documenta e capisce che non può mettersi alla guida. A mio avviso non è che se ne sta parlando di più, perché noi è tanti anni che anche come informazione, voi addetti anche per i mass media e noi come forze di polizia attraverso l'educazione stradale stiamo cercando di far capire quali sono i canoni di prudenza nel momento in cui si mette alla guida, perché lo stato psicofisico nel momento in cui ci mettiamo alla guida, soprattutto se dobbiamo affrontare dei viaggi, deve essere ottimale, ma quello che noi abbiamo bisogno di precisare è che la prudenza che si adottava prima della riforma del codice della strada alla prudenza che si deve adottare adesso è invariata, è la stessa. Questo mi sembra forse anche c'è scontato, qualcuno... però vediamo cosa è cambiato nel frattempo, in questo mese. Allora, Francesco, tu mi dicevi che per il momento non si può fare un bilancio dal punto di vista dei ristoratori. No, tu sei giornalista enogastronomico e sei anche sommelier. Sono i produttori di vino che non hanno numeri in questo momento. Gennaio è tendenzialmente un mese morto perché gli ordini, i grandi ordini, Paolo ci può confermare questa cosa, vengono fatti durante le feste in prossimità del Natale, dell'ultimo dell'anno, quindi gennaio era già un mese di stanca adesso. Quindi quello che è cambiato, se è cambiato qualcosa, si potrà vedere dal mese prossimo. Per quanto riguarda i produttori di vino, il consumo è già ridotto adesso all'interno dei ristoranti. E tu questo lo dici perché nel frattempo, prima di venire, girando, hai fatto delle telefonate, hai fatto anche tu i tuoi controlli, ti hanno confermato. Non si beve più nei locali, e ripeto, Paolo adesso ce lo potrà confermare, c'è un decremento che va dal 20 al 40% sulle vendite. E allora, Paolo, chi prima in due beveva una bottiglia di vino, beve un bicchiere di vino o non beve. E questo per l'economia dei ristoranti è disastroso. Questa cosa avviene in Sicilia come avviene nel resto d'Italia. Paolo Porfidio, tu ti trovi a Milano, ci puoi confermare questa cosa? Sì, assolutamente, confermo questo trend sia nel nostro ristorante sia confrontandomi con i nostri soci dell'associazione, i colleghi sommelier, soprattutto in un periodo importante come quello delle festività tra Natale e Capodanno, feste in cui solitamente si stappano tante bottiglie, anche bottiglie importanti in pregio, abbiamo assistito a un importante calo, per cui questo sicuramente anche da ciò di cui si sta parlando in studio, appunto anche forse una mancanza di comunicazione a modo, perché proprio notiamo questo terrore da parte del consumatore del oddio non posso bere perché c'è un nuovo decreto, un irrigidimento della pena, per cui questo sicuramente il primo passo è quello di comunicare al meglio appunto che non si tratta effettivamente di un irrigidimento, ma come si diceva giustamente, la pena è rimasta invariata, la comunicazione però è stata molto sicuramente importante, ecco, da questo punto di vista. Paolo, quanto incide il vino, la vendita del vino all'interno dell'economia di un ristorante? Sicuramente per quanto riguarda il beverage, per quanto riguarda il vino soprattutto, può arrivare anche al 60% del fatturato di un ristorante, per cui una fetta molto importante che, se viene intaccata in questo senso, può determinare anche gravi problematiche a livello delle finanze del locale, assolutamente. E quindi il vicequestore Tancredi potrà capire perché c'è questo allarmismo in questo momento tra i ristoratori, più che allarmismo, preoccupazione
per l'inasprimento delle pene e soprattutto sicuramente si cercherà di correre ai ripari, ma di questo parleremo con Francesco. Però vorrei cercare di precisare anche con il conforto dell'esperto appunto ristoratore che non parliamo di inasprimento delle pene, le sanzioni fondamentalmente sono rimaste le stesse. Allora diciamo quali sono. Anche con riferimento alla sospensione della patente di guida sono state inasprite i controlli. Le sanzioni. No, i controlli sono. Noi non abbiamo mai abbassato la soglia dell'attenzione sul discorso dei controlli dello stato dell'alterazione psicofisica. Ma l'avete alzata però? Noi siamo sempre stati con lo spinnaker gonfio di vento per cercare di arrivare a un altissimo numero di controlli preventivi e repressivi, quindi anche questo cercare adesso di far credere che noi ci siamo improvvisamente svegliati, abbiamo quadruplicato, noi abbiamo sempre la stessa soglia di attenzione. Il codice della strada, la vera grande modifica per quanto concerne l'alcol è solo sull'inasprimento a quelle che sono le recidive. Il vero inasprimento, che è quello che vuole anche, diciamo, è la ratio della norma di questo inasprimento sulle sanzioni accessorie, vuole colpire quelli che abitualmente si trovano in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcol. Infatti l'introduzione che verrà in futuro con i decreti attuativi dell'alcol lock o la dicitura sul retro della patente di guida che dirà che è già stato sanzionato per quanto riguarda l'alcol, nel momento in cui abbiamo un riscontro positivo, da quel momento in poi da 0,50 passa a zero. Noi in realtà stiamo cercando a livello di controlli nostri, ma penso di poter anche riflettere quella che è la volontà del legislatore, noi dobbiamo cercare di colpire quelli che hanno un'anticultura del bere e che si mettono alla guida, quelli che perseverano e quelli che si trovano in una situazione di dipendenza dall'alcol. Quindi, e concludo, nel momento in cui, lo faccio anche io personalmente, se io mi trovo in una situazione conviviale e con amici e ci mangiamo una pizza e mi bevo una birra, io tranquillamente posso poi mettermi alla guida e se venissi controllato con l'etilometro sarei sicuramente sotto la soglia dello 0,50. Se ne bevo 2-3? Allora, il discorso è questo: se io bevo 2 o 3 birre, bisogna innanzitutto capire che la percezione immediata non è quella di sbandamento, perché noi ci sentiamo anche fondamentalmente da un punto di vista sintomatologico in grado di poter bere. Quello che dice il codice della strada, tu in quel momento sei in una situazione psicofisica ottimale per metterti alla guida, i parametri cambiano, per questo sarebbe corretto che tutti i ristoranti o personalmente i ristoranti si dotassero di un etilometro anche semplice, nel momento, perché per esempio 2 o 3 birre che sono già introvabili tra l'altro. Sì, è certo, perché adesso in questo discorso allora, siamo entrati nel vivo della... E concludo, perché altrimenti perdo perché il discorso è questo: nel momento stesso in cui io ho mangiato in maniera consistente, i grassi alimentari assorbono l'alcol, io mi metto alla guida immediatamente dopo o dopo un'ora, perché per esempio la linea etilica del rilevamento attraverso l'etilometro decresce di 0,10 ogni 20 minuti. E questo è un dato. E queste sono le classiche dritte che si danno a quelli che dicono: ma se sono incerto, insicuro, cosa mi conviene fare? Tra poco, adesso me lo segno perché dobbiamo andare in pubblicità, ovviamente è un argomento molto caldo e prende anche noi in studio. Ritorniamo tra poco, parliamo del nuovo codice della strada.